buon Natale! Siamo in onda in questa serata speciale, nella versione natalizia. Tra poco vedrete il nostro studio colorato e ricco di quiz e di giochi in friulano, ma subito apriamo con questa immagine, un'immagine del Natale rappresentata da Enrico Radiva, il nostro filologico natalizio. Buonasera a tutti. Eccolo qua! Ciao Alexis, buonasera a tutti. Partiamo subito con gli auguri, augurons da par me ovviamente, di tutta la società filologica furlane, a tutti i concorrenti, a tutte le Friuli, a tutti i telespettatori. Allora, vedete, non sono Babbo Natali, sono pupazzi di neve un po' illuminati, ma in televisione si vede poco, non si vede, questa luce. Vabbè, comunque è tutta una luce il nostro Enrico Radivo, mentre le nostre proloco sono mascherate di rosso, Natale, tranne i nostri capitani. Ma partiamo da Rivignano con Enrico, capitano. Buonasera a tutti. Eccoli qua. Buonasera. Grazie per essere qui. Grazie Sfidano la proloco di Campoformido, Massimiliano il capitano. Eccoli qui. Allora, è stato un Natale dove abbiamo mangiato tanto, Enrico in particolare, infatti il maglione sta un po' stretto, sì, vedo. Sì, alle vero, tu hai ragione, ma tu sai che solo le feste va così, quindi San Spugni. Sì, ma cosa hai mangiato? I nostri telespettatori vogliono sapere cosa hai mangiato. Quindi i telespettatori lo sanno, perché tutti i nostri telespettatori nos seguono anche su tutte le nostre pagine social, dove abbiamo tenuto un resoconto preciso, dice che abbiamo mangiato. Sì, è vero. Io per il menù che hai fatto in casa, perché come ben tu sai, il proverbio in italiano è a Natale con i tuoi, a Pasqua con chi vuoi, in furlan al podare svegli come a Nadal dal fogolare a Pasche sul brear, quindi così. a balà, quindi giusto. una roba così, quindi Giusto. io ero in chiesa con tutta la mia famiglia, ovviamente auguri anche alla mia famiglia, soprattutto a me Mari, la mia vita e la mia ispirazione, carne e pesce, a Natale oggi carne e pesce, quindi Mari e Monti da buon Furlan, piccolo compendio dell'universo dalle monti al mare, come realizzava Ippolito Nievo. Bravo Enrico! Bene, allora poi parleremo delle iniziative delle Proloco, di come è stato il Natale per le Proloco di Rivignano e Campoformido, ma siete pronti con le vostre pulsantiere, con i vostri telefonini a giocare? Enrico, certo, pronto? prontissimi. Con il tuo papillon natalizio, direttamente da Rivignano, giusto? Funzionavano anche le lucette una volta. No, adesso no, vedi, sono come le lucette di Radivo che ce le ha lui, ma sempre Enrico. Massimiliano, anche tu sei pronto? Prontissimo. Con la pulsantiera, Sì. Quindi andiamo a scoprire il primo argomento nel nostro cubo virtuale, ricordandovi che ci sono tanti giochi in friulano e quindi pronti anche a darci le risposte esatte, perché Enrico non è stato buono, anche se è Natale. Insomma, vediamo. Lo spirito natalizio non è sceso sui filologi, si sta veramente triste con questa speranza. Bene, andiamo avanti, è proprio Natale. Andiamo avanti, vediamo, anzi partiamo con il primo quiz, il nostro cubo virtuale. Territorio, avete 15 secondi da 2 a 5 punti, parliamo di Palmanova. A chi è intitolato il Duomo dogale di Palmanova? Santissimo Redentore, Maria Assunta, San Marco, Santa Palma. A, B, C o D? Santissimo Redentore ed è corretto. Bravo Massimiliano. Ma hai avuto un consiglio, no? Un suggerimento da parte di chi? Vedi, hai una suggeritrice fortissima. Che è di Palmanova? Un gioco di squadra. No, di Campoformido, però insomma ha studiato. Ecco, bene, quindi conquistate i primi 4 punti, ma andiamo avanti e scopriamo il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Sport, chi sarà più sportivo tra Rivignano e Campoformido? Con quale squadra esordì in Serie A il centrocampista Pietro Fanna, Roma, Napoli, Atalanta, Juventus? Campoformido dice B, ma Rivignano dice C ed è corretto, Atalanta. Sentivo C da tutte le parti, ma lui ha schiacciato B. Per sbaglio. Per sbaglio, cioè ti è scivolato. È la tastiera che È la tastiera Ce l'avevi ballerina. messo. Invece tu
Eri Ho convinto? avuto Degli ottimi suggeritori. un'ottima squadra. Bene, e quindi adesso siamo a parità, anche Rivignano 4 punti, andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Territorio, 15 secondi di tempo da 2 a 5 punti. Centa, il nome sloveno di quale località friulana? Tarcento, Centenaria, Cintocao Maggiore, Castellerio. Centa, il nome sloveno di quale località tra queste? Non è la D, quindi non è Castellerio, ma è una tra la A, la B e la C. Nessuno ha risposto, era Tarcento. Eppure sentivo qua. Sì. Allora, scusami Enrico, hai una suggeritrice che ti dà la risposta corretta? Ma c'erano diverse diverse correnti e tu non riuscivi a seguire. Chi di Tarcento, chi di... Massimiliano, anche tu No. non la sapevi o ti davano... Non la sapevate? Non la sapevamo. Va bene. Tanto siete Avremmo sempre nella sbagliato stessa comunque. situazione, 4 punti per entrambe le prolocco. Andiamo avanti, andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Spero di dirlo giusto. Cultura, 30 secondi più punti in palio. Ioice, Buino, Lago Freschio di Ludario, Rigulazzo. Secondo la Villotta, dove sarà portata l'acqua? Pontebba, Cividale, Udine, Tolmezzo. Chiedo scusa se ho sbagliato la pronuncia, poi Enrico dirà quella corretta. Campoformio dice A. Rivignano può rispondere e risponde in maniera corretta. Cividale. Guarda che sorriso contento per la conquista di questi 8 punti. Ma Enrico, raccontaci tu, ho detto... Allora, sì, tu hai letto, stranamente tu hai letto benissimo in Furlan. Ecco, è Natale, vedi? Furlan è scritta varietà riguladotte o dal Fordi, Fornia Voltre, che è quella finale no, quindi è Lago, Freschio, di Ludario, quindi sarebbe Laghe, Freschie, o Sì. Freschia, che dir si voglia. Quindi per portale a Cividat, che faceva anche rime con Rigulat, quindi la risposta era che. La bielecce di queste vilote appunto che è chiantata e scritte tavaretat in finale in no, che accumò vin nome in questi due comuni, quindi Rigulà e Fornia Voltri. Un piace il Furlan all'era ridotto così, quindi il Furlan par vecchio all'era ridotto in desinenza in no. Dopo ovviamente con l'evoluzione da lenghe si passava a varie varietà, come si chiamano, quindi la finale in A o la finale in E. E vi mantenuto queste particolarità nome in questi piccoli paesi di indutta saranno 1500 persone. Quindi Ciao, contiamole domani. Domani San Stefano si vince fa per smaltire il mangiare di Wayne in sua pit. Da chi da Udin su fino a Rigulà. Potrebbe essere un'idea. E intanto Rivignano conquista altri punti, siete a 12, Campoformido a 4. Bravi per aver dato la risposta esatta, in particolare hai avuto un suggeritore, quindi questa volta hai dato retta ai tuoi compagni. Questa volta è andata bene. Bene, andiamo avanti e vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti, Mason, San Foca, Sedrano, sono frazioni di quale comune della destra d'ampliamento? San Quirino, San Giorgio della Richinvelda, San Lorenzo Esontino, San Martino al Tagliamento. A Rivignano conoscono le frazioni, in particolare il tuo collega dietro che probabilmente ha le cartine geografiche in testa. Bravo, bravo. E invece qui a Campoformido sono ancora che pensano dove andare. Sì. Vabbè, dai. Enrico, anche tu sei uno che ama le frazioni. Sì, io tu sai che sei alle fra i miei hobby. Come vi invito un viaggio con Corino, sei stato in pensa che ha detto che era arrivato con la chiartina, che aveva studiato. Sì. Tutte le chiartine e frazioni e paesi. Siamo proprio a San Quirin, quindi provincia di Pordenone. San Quirin ha la particolarità di essere probabilmente l'unico paese in Friuli da quando è stato un insediamento di Templars, quindi che sono andati a fare le crociate, gli ordini. Quindi a Samaresca l'unico paese in Friuli da quando era stabilmente questo insediamento di Templars era proprio San Quirin. Queste robe la richiattin dopo anche su pasteme comunale, che infatti
hanno stemme con un cavallo con sore due cavalieri tutti in armature, e quindi San Quirin ha anche queste particolarità, oltre ad avere queste bellissime sfrazioni che gli amici di Rivignan a pensavi. Bene, bravissimi, ma soprattutto lui come si chiama? Simone. Simone è bravissimo, da tenere in considerazione. grosso. Sì. È come Non un po' da il meno di tutti gli fenomeno altri. del calcio, di una squadra di calcio, no? No, già si dissocia lui. Ah, ha fatto la naia lì vicino, ai tempi della naia, quelli era utile, la naia, proprio per... Va bene, allora Rivignano 16 punti, Campoformido 4, tu la naia Massimiliano non l'hai fatta, quindi... No, vedi? sono stato escluso. Sei stato escluso e per quello non lo sapevi. Esatto. Però adesso c'è il gioco del proverbio in friulano in versione natalizia e quindi lanciamo il primo proverbio di Natale in friulano. Quindi il primo proverbio che Osnina propone un po' legato al periodo natalizio è che sta qui, che è a Nadal un pit di ghial, a Paschette un'orette. Allora, la proloco in svantaggio, che è quella di Campoformido, ha il tempo della pubblicità per pensarci e per darci la risposta. Che cosa si intende dire con questo proverbio? Naturalmente aiutatevi con la traduzione in italiano, ma vogliamo capire che cosa si intende dire. Se la proloco di Campoformido non ci dà la risposta esatta, daremo la possibilità a Rivignano di rispondere. Sono 5 punti in palio. Ci vediamo tra poco, lo sapevo, dopo la pubblicità. Di nuovo assieme a Lo Sapevo, ci siamo lasciati con il primo proverbio in friulano, tema natalizio diciamo, e quindi lo rivediamo assieme al nostro Enrico che ha sistemato il cappellino e adesso lo rivediamo. Quindi il primo proverbio che abbiamo proponuto notas dos squadres das prolocos è a Nadal un pit di ghial, a Paschette un'orette. Ecco, che cosa si intende dire? Quindi ci domanda, sì, ovviamente, c'è che vuol dire che il proverbio no la traduzione letterale, che tutti i nostri telespettatori, tutte le nostre prolocos a sapere si fa, ma qual è il significato che sta da ora, che è il proverbio, quindi c'è che vuol dire tal concreto, tal pratica. Allora, il tempo della pubblicità vi siete consultati. Massimiliano, a te la parola, come capitano della proloco di Campoformido. Dal consulto effettuato, il proverbio vuol dire e descrive la durata del tempo delle giornate, quindi a Natale, in inverno le giornate sono piccole e diventano sempre più lunghe, le ore di luce, fino ad arrivare a Pasqua dove... La risposta è ovviamente esatta. Con una piccola correzione, quindi sì, la risposta è giusta, quindi dal 21 di dicembre in poi la giornata si taccano a slungare, come hanno sentito, sei sì un insegnante di scienze, ma hanno sentito come ho spiegato tutto il meccanismo per cui la Terra gira attorno al Sorelli con un'inclinazione, che non si a farlo, assolutamente. Che il paschetto lì però, non è la Pasqua, ma sarebbe l'Epifania, che l'Epifania in furlan si può anche chiamare Paschette, quindi all'indicare questo periodo, però il significato è che quindi da Natale in poi, dal 21 di dicembre, periodo di Natale, la giornata si attaccano a slungiarsi, si va verso la luce, quindi fra poco va riguadagnato un'ora e man mano l'antico avanti. Comunque sì, la risposta è esatta. 5 punti conquistati dalla proloco di Campoformido. Rivignano avrebbe dato la stessa risposta? Sì, dalla consultazione era questa la risposta, quindi insomma... Quindi vediamo ora la situazione. Rivignano 16, Campoformido 9, vedo bene Enrico? Sì, bene. Ecco, che mi aiuti sempre. Sto colando. Abbiamo messo in pericolo, in serio pericolo Enrico con la sedia oggi, ma più che altro sai perché? Perché hai mangiato tanto. Sì, e quindi sei sbilanciato. E quindi sei sbilanciato, ormai è il pranzo di Natale. Sul stomaco e quindi... Sì, vabbè. Andiamo avanti con invece i nostri quiz, il nostro cubo virtuale, quindi andiamo a vedere subito il prossimo argomento, pulsantiere attive dei nostri capitani. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti.
Quale celebre autore pubblicò il suo primo libro di poesia a Udine nel 1916? Giacomo Leopardi, Gabriele D'Annunzio, Giuseppe Ungaretti, Guido Gozzano. Rivignano dice Giuseppe Ungaretti ed è la risposta esatta. Bravi. Tu te lo ricordavi, no? Sicuramente. Ho le spalle coperte. Di che anno sei diciamo. tu? 93. Ma pensa, 93. A Diciamo, 10 anni non ero in meno quegli di anni. me. No, infatti tu te lo ricordavi benissimo. Sì, sì. E infatti, grazie a questo tuo ricordo, conquisti 9 punti e vediamo com'è la situazione. Rivignano 25. 25, sì. Sì. Già. Campoformido 9. Ma perché... nulla è perduto. Nulla è ricordo Ah, che nulla è perduto. perduto. Se lo dice Radivo siete tranquilli. Sopra mi la blocca spaventa. di Allora, andiamo avanti. Massimiliano, che c'è? Di cosa che c'è? Che No, problemi ci niente, sono? stavamo facendo I calcoli? un meeting. Ah, no, perché di solito ogni proloquo ha un suo ragioniere con la calcolatrice in mano che tiene tutti qua. No, siccome è Natale non avete portato la calcolatrice per il conteggio. Hanno la tombole però. Esatto. Comunque così, per il quiz di cultura c'è un valore maggiore di punteggio e quindi loro hanno conquistato quei punti che permettono a Rivignano di essere a quota 25, 9 invece Campoformido, ma ci sono tanti altri quiz, quindi andiamo avanti e scopriamo il prossimo argomento nel nostro cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Qual è il comune con più superficie vitata della regione? Tra questi San Vito al Tagliamento, Butrio, Casarsa della Delizia e Nimis. Vitata. È San Vito al Tagliamento. Vedi, Bravo Paolo. sul vino, sull'uva, sulle viti ci siamo. È un buon inizio, no? È un buon inizio, sì, è un buon inizio anche perché adesso siete a 13 punti, 25 Rivignano, ma abbiamo ancora il gioco in friulano, un altro proverbio e tanti quiz. Andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Enogastronomia da 15 secondi, massimo 5 punti. È un dolce tipico della Varresia con frutta secca, panna, mele cotte e cannella. Come si chiama? Cucurunza slevka, strok, pittina bujatnik, spero si dica così. Non è strok. Campoformido ha la possibilità di rispondere. Con la D ed è corretto. Allora, Enrico mangia questo dolce, quindi saprà dire correttamente. No, sì, punto a capo. Sei una Amanda Valresi, ma no, il dolce non lo hai mai cercato, non l'ho mai assaggiato. Comunque si ha il bujadnik. Bujatnik. E avevi risponduto strok alle lai di resie, quindi eri in un altro campo. Che esatto, era la pittina, che è presidio slow food, che ben conosciamo, che è un piatto a base di chiar. Sì. Il primo è un dolce, anche quello di origine croate, quindi c'eravamo quasi. Che è dolce qui tipico da Valresie, dolce tipico di questo periodo, fatto con la farina di polente, e con c'è calessi in questo periodo, quindi cocules, noles, uve passe, fix, e ovviamente no way non lo vi mangiate, ma a Resia sicuramente qualche in qualche chiesa la mangiate il suo dolce tipico. Bene, adesso siete a 16 punti, Rivignano 25, ma ci sono molti altri quiz. Andiamo a scoprire il prossimo argomento. Il nostro cubo virtuale ci porta a quale argomento? Sport. Qual è stato il giocatore dell'Udinese che ha indossato più volte la fascia di capitano tra questi? Causio, Di Natale, De Paul o Galparoli? È Antonio Di Natale. A Rivignano non lo ricordavate? Sì, è arrivato un po' tardi, però. Sei arrivato tardi sto giro, sì, è arrivato prima Massimiliano. Ecco, vedete com'è la situazione, come può cambiare la situazione. Rivignano 25, Campoformido 20, ma andiamo ancora avanti perché ci sono altri quiz e poi abbiamo il primo gioco in friulano, le prime parole. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Cultura, 30 secondi e 10 punti al massimo impatto.
Sbaglio Kinabuti è una casa di moda di successo fondata da 2 giovani friulani nel 2010 dove? In Indonesia, in Nigeria, in Sudafrica e in Etiopia. Avete 23 ancora secondi per pensarci. Non è la A. Quindi in Rivignano ancora la possibilità di rispondere. E neanche in Etiopia. In Nigeria era la D. Non era semplice, come non saranno semplici. Mi ascoltate? Siete ancora presi dal vostro pranzo di Natale? Sono lì che pensano a quante calorie, no? Sì, a fare il conto, invece di contare i ponza, conti la calorie. È così. Invece, la Proloco che è in svantaggio avrà la possibilità di scegliere le prime buste, che sono la 1 e la 2, la 3 e la 4 saranno più tardi, quindi può andare la sigla del nostro quiz gioco in friulano tra 2 lingue. Le buste sono pronte, il nostro Massimiliano può scegliere una tra queste perché siete in svantaggio, quindi vi diamo la possibilità di scelta. Va bene, la 2. Questa. Allora, sai che qui ci può essere dall'italiano al friulano, dal friulano all'italiano. Tu che cosa preferiresti? Dal friulano all'italiano. E siamo fortunati. Vediamo se riesco a tirarla fuori. Sì. Allora, la busta 2 è dal friulano all'italiano, parole di Natale. Quindi io le dirò in friulano con la super regia di Enrico e tu in italiano. Meglio? Sì. Bene, allora, 1 minuto di tempo, se sbagli ripartiamo. Quindi la prima parola è agnul. Angelo. Regai. Regali. Mussut. Asinello. Bo. Mucca. Agnul. Angelo. Regai. Regali. Mussut. Asinello. Bo. Bue. Gale. Fiocco. Drogis. Spezie. Landri. Landri. Landei. No. Dobbiamo ripartire. Agnul. Angelo. Regai. Regali. Mussut. Asinello. Bo. Bue. Gale. Fiocco. Drogis. Spezie. Landri. Tempo scaduto. Il musciut e il bo, tu la stavino? No, taschela le restali nella grotta. Landri. Landri e grotta. Poi c'è l'ose. La loge, scusa, la slitta. Greppie. La mangiatoia. E Natale. Natale, sì. Quindi voi siete riusciti 6. a conquistare 6 punti. Non male, dai, su Massimiliano, tira Bene, su. bene, dai. Su col morale. Enrico, la 1 per te naturalmente. C'era una canzone. Aiuto. Perché che fortuna? Allora, No. fate attenzione alle parole in italiano di Enrico, perché lui invece me le dovrà dire in friulano. Speriamo bene. Così. Quindi 1 minuto di tempo, busta 1 dall'italiano al friulano. Partiamo con la prima parola che è candela, Chiandele. camino, Chiamin. campanella, Campanelle. candela, Chiandele. camino, Camin. campanella, Campanò. No. candela, Chiandele. camino, Camin. campanella, E campana è grande. è piccolina, È campanella, piccolina, quindi è una campana. Chiampanute. Chiampanute. panettone, Panettone. vischio, Vis. veglia, Ve. nastro,
Nastri. Candela. No, candele. Camino. Camin. Campanella. Chiampanuta. Panettone. Panettone. Vischio. Veglia. Nastro. Tempo, Alexis. Tempo scaduto. Siete arrivati fino a Veglia, quindi anche loro 6. Il nastro era la curdele. La curdele. Poi c'era agrifoglio. Questa era stata difficilissima, il raffacon. Impossibile. Luminarie. Las allegris. E pranzo? Il gustà, che aveva fatto quindi era il gustà di Nodal, las due parole insieme. Ecco. Le renchiamo su stome, no? Bene, non è andata male, male con il friulano, Pensavo peggio. Anche io. Anche Enrico. Quindi 6 punti per parte, quindi vorrei chiedere alla regia se hanno fatto il calcolo, eccolo qua. Rivignano 31, Campoformido 26, una situazione abbastanza equilibrata in questo momento, anche perché abbiamo un altro proverbio che lanceremo tra poco o dopo nella prossima parte, e poi ci saranno altri quiz. Quindi pronti con le vostre pulsantiere, perché ritorneremo tra poco in studio per giocare con tutti i quiz che mancano per capire appunto chi vince questa puntata tra Rivignano e Campoformido. Ci vediamo tra poco, lo sapete. Di nuovo assieme con le nostre proloco, tutte natalizie, Rivignano Campoformido, ma soprattutto il nostro filologico, tutto natalizio. Oggi vedete nella migliore della sua forma, con il maglioncino e l'albero e anche il natalizio. Anche il calzetto, non riusciamo a inquadrare il calzino. No, è la telecamera. Il calzino natalizio propone Enrico, guarda. Sei davvero molto fashion. E la filologica, tu sai che non si impone un dress code, ci si dice per inglese. Questo sarebbe il dress code natalizio. Sì, quindi noi in filologica siamo così. Non oso pensare a Pasqua, pensare a Pasqua. Vedremo anche a Pasqua qual è il dress code. Va bene. Invece vorrei chiedere alla regia se mi propone il punteggio per vedere qual è la situazione tra le due proloco in studio. Eccole qua, Rivignano 31 punti, Campoformido 26. Quindi pronti con le vostre pulsantiere, Enrico e Massimiliano, perché ora riparte il nostro cubo virtuale e andremo a vedere i prossimi argomenti, i nostri quiz. Territorio, 15 secondi di tempo da 2 a 5 punti. Il parco di Villa Rusi, Capriva, nella Grande Guerra fu usato come ospedale da campo, scuola ufficiali, campo di battaglia, poligono di tiro. Rivignano dice ospedale da campo ed è corretto. Bravi. Enrico. Sì, quindi in provincia di Gorizia, sui bellissimi quei che nos regalin dai buonissimi vins, che ovviamente vin consumati tutti dalle nostre chiases. Alle grazie a una croce rossina che era proprio in questo ospedale da campo durante la guerra, che la villa è stata ristrutturata dopo dai bombardamenti da guerra. Quindi queste croce rossine che aveva parentazzo o comunque conoscenze in alto dal governo da ricostruzione, si è spinduta tanto a ricostruzione da villa, che ha le sembianze che erano anche da foto, da domande, e dalla Cadogna è appunto queste grandissime anche tenuti che vengono prodotte dai vins, sono ridotte locali, quindi con tutte le varietà di vino che vengono qui in zona. Ottimo, bravo Enrico. Vediamo quindi la situazione delle nostre proloco adesso. Rivignano 35, Campoformido no. C'è un errore, mi dicono qua. Sono stati dati punti a Rivignano? Sì. No, come? Che succede? No, qua è probabilmente il vino del pranzo probabile, che sta mettendo in crisi la situazione. Chiedo alla regia se è corretto, altrimenti chiamiamo un notaio. Centesimo di secondo. Rivignano, confermiamo Rivignano. Rivignano ha dato la risposta per primo. Ci hanno battuto sul tempo. Sul tempo. Abbiamo verificato, vedete che ci sono una gara di sci, come una gara di sci. Andiamo avanti, vediamo dunque il prossimo cubo virtuale, dove ci porta, qual è l'argomento? 3 decimi.
30 secondi avete di tempo e da 5 a 10 punti in palio. In Canada un eroe di guerra di origine friulana, Ettore Bisero, è stata intitolata che cosa? Una chiesa, una strada, una montagna, una città? Campoformi dice una strada e non è corretto. Che cosa dice Rivignano? Una città. E invece una montagna. No, nessuno ha dato la risposta, la foto poteva aiutarvi, invece non avete guardato la foto. Andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale. Andiamo a vedere il nostro cubo virtuale, visto che non hanno risposto nel nostro proloco. Vediamo se il prossimo argomento sarà più facile. Enogastronomia. Per quale dolce tipico è conosciuto il paese di San Giorgio al Tagliamento? Frittelle, pinza, strudel, gubana. Ed è la pinza! Che Radivo quando va a San Giorgio mangia generalmente. Sì, non sei purtroppo un gran frequentatore di San Giorgio, anche perché mi pare che San Giorgio è proprio di là da Laghe, quindi sei in provincia di Vignesi, pensi. Pinza è un dolce, alzame un grum al dolce che viene descritto prima da località da Valresie. Quindi anche in questo caso vendenti farine di polente, vendenti noles, cocules e tutte cecale tipi di questo periodo. In zone la pinza è consumata in questo periodo, la particolarità di San Giorgio è che loro la fanno a Madonna d'Agosto, quindi a Ferragosto. A Ferragosto. Lì la festa da pinza è fatta proprio a Chiavaldi, che dice lì, quindi la particolarità di queste robe per gli amici di San Giorgio è proprio di fare questi dolci tipicamente da feste, da Epifanie, dal Nodal, di fare in plena estate, sotto da Madonna d'Agosto. Rivignano quindi è a 39 punti, Campoformido 26. Ma andiamo avanti perché ci sono altri quiz, poi ci sarà un altro proverbio in friulano e ci sono altre parole in friulano. Scopriamo il prossimo argomento. Sport. Per quale società gareggia l'altista friulana Alessia Trost? Fiamme Oro, Atletica Livorno, Atletica 2000, Fiamme Gialle. Avete ancora 8 secondi. Non sono le Fiamme Oro, ma sono le Fiamme Gialle. Tante volte rispondere subito può dare un aiuto agli avversari, quindi potrebbe essere una tecnica questa, no? Quindi fate attenzione. Tra oro e fiamme gialle sì, un po' si può sbagliare, si può... Adesso è nata in Germania, giusto. Andiamo a vedere invece il prossimo argomento prima di lanciare il proverbio, così poi vi preparerete con il friulano. Più tempo per pensarci, più punti in palio. Qual è il vero nome di Dario Zampa? Valerio Zampis, Valentino Zampollo, Dario Zampieri o Dario Zampa? Dario Zampa, che saluto! Era trabocchetto questo, era un po' un trabocchetto, giusto? Non hai mai sentito altri. Era un trabocchetto. Però vedi che Rivignano ha dato subito la risposta. Tu eri lì che pensavi come lo chiamano. Non può essere così facile. Invece vedi, è andata così. Ma non preoccuparti perché adesso noi, caro Massimiliano, fai molta attenzione perché lanciamo il prossimo proverbio. Abbiamo visto che prima tu ci hai azzeccato subito. Quindi potrebbe essere un'altra possibilità di conquistare 5 punti. Quindi il nostro Enrico è pronto nella lettura del prossimo proverbio in friulano. Quindi questo qui non è proprio un proverbio ma un mudidi, è simpileato ovviamente alla giornata di Uei al Nodal, e questo mudidi è dura tanto che da Nodal a San Stiefin, è un gran facile quindi non potete sbagliare, quindi il mudidi che ho domandato il significato è dura tanto che da Nodal, comunque lo diciamo a chiesa, a San Stiefin. Ecco,
Quindi vogliamo sapere che cosa si intende dire. Avete il tempo della pubblicità per pensarci, quindi già loro non mi ascoltano, si stanno consultando e naturalmente loro hanno la possibilità di rispondere subito. Se sbagliano daremo la parola a Rivignano. Ci vediamo tra poco, lo sapevo, dopo la pubblicità. Qua di nuovo assieme a Lo Sapevo, puntata natalizia con le nostre Proloco in studio dopo un pranzo di Natale piuttosto pesante, soprattutto per la Proloco di Campoformido, che si trova alle prese con un proverbio piuttosto, insomma, chissà se è difficile o meno, perché comunque Massimiliano prima ha dato la risposta esatta subito, però hai una squadra fortissima dietro che ti dà buoni suggerimenti. Quindi rivediamo il proverbio, che poi è un modo di dire, sì, è un modo di dire. Tu vuoi lo provare lo tu che no, tu fai te la Quindi il modo di dire che propongo un grum facile è dura tant che danno dal a San Schiefing. Massimiliano, che cosa si intende dire? Si intende dire qualcosa che ha una durata brevissima, una cosa che dura veramente poco, che si rompe subito. Esatto, la risposta è corretta. Quindi come dice Varesno, da lui 25 dicembre, San Schiefing, Santo Stefano domani 26, quindi a passe una giornata giusta, quindi dura tanto che danno dalla San Schiefing, vuol dire proprio, come ha detto la squadra di Campoformido, dura poco, dura una giornata, dura il team di queste due feste. 5 punti. 5 punti ha conquistato la Proloco di Campoformido, quindi io adesso vorrei vedere la situazione del punteggio, perché non me la ricordo sinceramente. Quindi se la regia mi dà una mano, mi fa vedere la grafica, perché poi ci sarà il momento del gioco in friulano con le parole in friulano. Ci sono problemi, regia? No. Allora, Rivignano 52, sì. Campoformido 31, 52, sì, siamo sicuri? Della cultura, sì, esatto. Chiedo al notaio che è in regia. Della cultura. Sì, tutto giusto, dicono, tutto giusto, con i 5 punti conquistati adesso grazie al proverbio. Quindi, caro Massimiliano, lanciamo la sigla tra due lingue, sarai tu a scegliere la busta. Va bene. Sigla, 3. se c'è. 3 o 4, Massimiliano? 3. 3. E tu che cosa preferiresti? Ma direi come prima, quindi dal friulano all'italiano. Non può andarti sempre bene. Chissà. No, perché la busta 3 è dall'italiano al friulano, quindi sarò io a dirti le parole dedicate ai parenti e tu me le dirai in friulano. Benissimo, ragazzi. Quindi busta 3, 1 minuto di tempo e partiamo con la prima parola, che è padre, pari, sorella, sur, zio, agne, no, padre, pari, sorella, sur, zio, barbe, zia, agne, genero, ginar, cognata, cugnade, suocera, suesere, no, padre, pari, sorella, sur, zio, barbe, zia, agne, genero, ginar, cognata, madonne, no, cognata, Ripartire. cognata, Madonna. no, padre, quindi ripartiamo. pari, Sorella, sur, zio, barbe, zia, agne, genero, ginar, cognata, cugnade, suocera, madonne, suocero. Tempo scaduto. Il suocero è il misser. sì. Se mi permettete un piccolo aneddoto sul misser, quindi... No.
perché non c'è No, Parcelli l'hai promettuta. Ah, per il tuo suocero. No, non ho un suocero ancora, non ho un suocero. Non ci avevano No, messo a un la nostro grafica, corsista del corso, corso in linea dal corso di Furlan, il giudice Marra Valerio da Lecce, che l'ha maritato in Furlan e che l'ha voluto fare il corso di Furlan, che l'ATD mi ha detto che l'ha scoperto che suocero a Scidige in Furlan miser, quindi non scontava queste robe, che al tenive tanto, allora ha detto che è un to grandissimo fan, che non seguisce, che lui non spieteati, che la sperava in Furlan per ripassarci, che l'ha studiato al corso, quindi saludin il giudice Valerio, gli facciamo tanti auguri di Nodal, tanti come auguri. promettuto anche da parte di Alexis. Certo, certo. Tanti Quindi, auguri, un saluto. Poi suocero c'era miser, dopo Nora, bevi la Brut, e cugina. la cugina. Cugina. Allora, quindi tu sei rimasto alla suocera, 7 su 10. Massimiliano, Potevamo far tutto, ma vabbè. potevamo far tutto. Sì, dici? sì. C'era Ma troppo sei caduto sullo siamo suocero. caduti. Quindi come avevano i parenti, perciò Dalsa vince, richiamo tra i sì, parenti tutti insieme, sì, come avevano un'altra roba che sta un grumo a cur durante le fieste, che sono le previsioni meteorologiche. Ragazzo, sto giro sono io a dirlo in friulano e tu in italiano. Quindi se sbaglio Enrico intervieni. Certo. 1 minuto di tempo, 10 parole. Partiamo da Nuvolo. Ploie, Pioggia. folk, Fulmine. fumate, Nebbia. tampieste, Grandine. burlacci, Vento. nuvola, Nuvola. ploie, Pioggia. folk, Fulmine. fumate, Nebbia. tampieste, Grandine. burlacci, burlacci, Maltempo. No, anche. nuvola, Nuvola. ploie, Pioggia. folk, Fulmine. fumate, Nebbia. tampieste, Grandine. burlacci. Facci lisci, dalle facci lisci. Ma non dirlo tu, deve no, dirlo lui. noi, che le facci lisci. Burlacci. Brutto tempo. Non mi messo. Tempo scaduto, Non mi tempo vedi Il burlacci, rolle. il temporale, arriva un burlacci in plena estate, arriva un temporale in piena estate. Dopo c'era Zuligne, La Giuligna e la Brina, Brise, la Brezza. Bissebove. Questa era bellissima, il tornado. Il tornado. E poi tipicamente si dice in questo periodo schiaffuia. Lafa, brava. Lafa, che- Schiaffoiaccia, alle proprie Schiaffoia. schiaffoiaccia. Allora, sei rimasto sulla grandine tu, quindi sì. 5. Si sbrisa. Sì. Brasi stesso. Bravi, 5 punti. Allora, questo è il nostro ultimo gioco in friulano. Adesso insomma, ci fa piacere parlare delle vostre iniziative, della Proloco. Come state andando a Rivignano? Ma direi è stato un anno Difficile. complicato per vari aspetti, ma è andato bene. È andato bene perché siamo partiti, possiamo dire, ad agosto, perché Sì. prima era stato un po' difficile. E abbiamo recuperato subito un evento che abbiamo saltato a giugno, che è quello della Marcia Longa, e l'abbiamo unito quest'anno a un evento che facciamo a Ferragosto, che è Guarda che Stella. Quest'anno abbiamo chiamato Guarda che ci siamo, per dare comunque un segnale di ripartenza, anche se comunque con qualche difficoltà, insomma, come si può immaginare. Certo. È stato un evento comunque che ha avuto degli esiti positivi, per vari aspetti, dal fatto di poter ripartire a far vedere comunque che c'è un'associazione e un gruppo comunque di persone che lavorano e ci tengono alla propria comunità. Come dicevo, abbiamo aggiunto a questo evento un autoraduno di auto d'epoca che è andato benissimo, una marcia longa che è andata benissimo perché era una delle prime che dopo la ripartenza, grazie alla federazione e alla FIASP. E niente, dopo in seguito abbiamo fatto la Fiera dei Santi, Sì. che anche quella, nonostante ridimensionata, però ha avuto degli esiti veramente positivi e una buona affluenza e anche un riscontro da parte di tutte le associazioni, perché è un evento che raggruppa tutte le associazioni del comune, quindi ogni associazione, diciamo, col proprio chiosco, con le proprie attività, diciamo,
presenta quello che fa durante questa manifestazione. E poi le classiche iniziative E poi le natalizie. classiche iniziative natalizie, andate molto bene, abbiamo fatto ieri, è stata insomma una bella iniziativa, abbiamo portato il Babbo Natale in piazza, quest'anno siamo andati sia a Teor che a Rivignano, rispetto agli anni scorsi insomma, che si fermava solo a Rivignano, e quindi insomma, i bambini hanno potuto avere insomma, un dolcetto, un piccolo dono natalizio, esatto. Quindi insomma il prossimo anno la marcia speriamo di poterla riproporre insomma, il 2 di giugno e quindi con tutte le iniziative. Insomma, quindi... Bene, bravi il proloco di Rivignano. Campo Formido, Massimiliano, come sta andando? Sì, anche noi abbiamo cercato di dare un segnale di ripartenza in quest'estate e abbiamo organizzato delle serate, 8 serate, nella manifestazione Campo Formidabile, sì, che è stata un po' ridimensionata rispetto agli altri anni per ovvi motivi, però insomma le serate suddivise in più argomenti, quindi dal teatro al cinema per i bambini, a qualche serata più culturale, sono state comunque partecipate e limitate ovviamente dalla prenotazione, dal Green Pass, eccetera, però sono state sicuramente un segnale carino che la Proloco assieme all'aiuto del Comune ha cercato di mettere in atto insomma, nel miglior modo possibile. È andato bene e adesso abbiamo appena fatto la settimana scorsa Natale di Luce, che è un'iniziativa che viene già proposta da diversi anni, vengono coinvolti i bambini con la parrocchia, quindi ci sono stati dei canti natalizi e poi l'accensione dell'albero, lo scambio degli auguri nella sede, nel giardino della Proloco, e poi, come i nostri amici, l'arrivo di Babbo Natale, dei Babbi Natale, con un asinello e per donare delle caramelle ai bambini. Anche questa manifestazione insomma, è andata molto bene. Abbiamo installato le luci, le luminarie nel paese per dare un po' di colore. Un po' di... Las Allegrise, brava Alexis, esatto. State attente. E quindi insomma è stato un bel Natale. Sì, anche per chiedo solo certo. un secondo di attenzione perché volevamo ricordare certo. Il nostro compaesano, amico, ex capitano della squadra qui, lo sapevo, Alessandro Talotti, e quindi ciao Ale. Grazie. Ma chi avrà vinto questa puntata? Ma chi non l'avrà vinta avrà la possibilità di essere ripescato, perché tra poco nella pagina Facebook di Lo Sapevo ritroverete le foto delle 2 Proloco e naturalmente chi ha perso questa puntata può essere ripescato, quindi like e poi i coupon che usciranno nel mese di febbraio nel settimanale del Friuli daranno la possibilità di ripescare ben 3 Proloco, quindi quest'anno ne ripeschiamo 3 delle Proloco che hanno perso nella prima fase, quindi c'è più possibilità di ripescaggio che andranno direttamente in semifinale, quindi mi raccomando chi perde questa sera si può ritornare in gioco. Vediamo com'è andata, perché io non ricordo più, sinceramente, non me lo ricordo. Tu sì, Enrico? No. Vediamo. No, io sul serio non me lo ricordo, forse tu sì, io no. Vediamo la grafica. Se esce. Se no, se non esce ce lo ricordi tu, il punteggio. Esce? Chiedo alla regia l'aiuto? Sì. Vince con 57 punti, Campo Formido 38, quindi Rivignano tornerà il prossimo anno qui in studio. Abbiamo un anno di tempo. No, che un anno, avete qualche mese, qualche settimana, poi tornerete qui in studio, mentre mi raccomando, Massimiliano, fatevi votare, sui social, subito, sulla pagina Facebook Lo Sapevo e poi quando usciranno i coupon, insomma io vi darò tutte le indicazioni per farvi ripescare assieme alle altre Proloco che sono uscite sconfitte da questa prima fase del gioco. Complimenti a Rivignano che torna in gara. È stato un piacere. Grazie mille davvero per essere stati in nostra compagnia. Grazie anche alla Proloco di
Campo Formido e grazie al nostro splendido Enrico Radivo in questa versione natalizia, questo dress code imposto dalla Filologica. Grazie a voi, tanto grazie ci a voi. piace. E non può venire così il mese di marzo, perché mi ha già reso Però allora nella puntata pasquale però vorrei te qui in studio. Sì, c'hai da vestirmi da Christine Cross. No, vediamo che cosa ti inventerai per vai quella tranquilla puntata. che ho i miei stilisti personali, saluto Stefano anche con i vestiti, quindi... Benissimo, io ringrazio la mia regia capitanata da Simone Caramaschi, poi ci sono due donne, Martina Beraldo e Chiara Miscoria, quindi grazie davvero. Grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo nel 2022 con altre Pro Loco che si sfideranno qui in studio. Grazie, alla prossima puntata, buone feste!